Oggi è una giornata importante perché inauguriamo una rotonda per la messa in sicurezza di un incrocio tanto atteso dal territorio tra due regionali, la 104 e la 105. Era da anni che si chiedeva di intervenire, abbiamo messo nella disponibilità di Veneto Strade 700.000 euro e oggi finalmente il territorio può godersi questa messa in sicurezza che sarà veramente importante. Ieri mattina a Corrizzola, in provincia di Padova, la vicepresidente della Regione Veneto e assessore alle infrastrutture e trasporti Elisa De Berti ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione della nuova rotatoria tra la strada regionale 104 Monselice Mare e la strada regionale 105 Cavarzere Romea. L'assessore ha voluto sottolineare che grazie alla nuova infrastruttura non si garantisce solamente un innesto più sicuro agli utenti della strada, sia residenti che turisti, ma si riesce anche a deviare il traffico pesante dai centri urbani vicini a tutela dei residenti della zona. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco.